Infliggere sofferenza e dolore al figlio neonato, mutilarlo per renderlo invalido così da poter percepire il sussidio. È questa l'ipotesi che aggiunge orrore ad una storia che già era terribile. I poliziotti della squadra mobile di Padova e la procura che stanno indagando sospettano che il papà 22enne arrestato per aver seviziato il figlio di 5 mesi mentre era ricoverato in ospedale a Padova infliggesse queste torture al piccolo per poter ricevere soldi destinati a famiglie con situazioni di invalidità. Ci sarebbero prove che dimostrerebbero questa tesi. Il papà, un 22enne Sinti residente a Camisano Vicentino, è in carcere da giovedì scorso quando è stato bloccato nella stanzetta della pediatria dagli agenti della squadra mobile che lo osservavano da giorni dopo la segnalazione dei medici. Il neonato, arrivato in ospedale con lesioni al cavo orale e difficoltà respiratorie, non migliorava, anzi peggiorava dopo le visite del papà. Le immagini mostrano la mamma, anche lei di etnia Sinti ma estranea ai fatti, che lo coccola. Quando esce dalla stanza ed entra al suo posto il compagno, inizia il calvario per il piccolo. Inoltre il bambino, nato lo scorso maggio, già a luglio era finito in ospedale a Vicenza per problemi respiratori e alla lingua. Dunque il 22enne non voleva uccidere il figlioletto, ma mutilarlo e renderlo invalido per ricevere dei soldi. Una storia agghiacciante che fortunatamente è stata scoperta e fermata. Ora l'obiettivo dei medici della pediatria che stanno curando il piccolino in terapia intensiva è quello di poterlo riportare alla normalità senza conseguenze permanenti.